Dottor Albergoni, abbiamo qualche novità su Agrigento 2025, se ci fa questo aggiornamento? Si sta lavorando sul programma, sull'avvio della fondazione, ancora un po' di pazienza, le cose verranno fuori. Ecco, abbiamo visto già questa anticipazione del concerto del Volo, costato 1.200.000 euro, che però avrà un forte riscontro sulla immagine della città. Questa è un'attività che ha ovviamente una natura anche promozionale, voluta e gestita dalla Regione nell'ambito del contributo della Regione per Capitale Italiana. Quando saranno pubblicati i bandi per le associazioni, ci sarà una presentazione anche dei lavori già finanziati? Ci sarà una presentazione di tutto il progetto in dettaglio. Stiamo lavorando, l'organizzazione e l'avvio della fondazione ha richiesto un po' di tempo. Io stesso sarò operativo a giorni e quindi a breve ci saranno tutte le informazioni che occorre portare fuori, e ci sarà anche ancora un'attività di raccordo con la città, con le istituzioni, con le associazioni, con i giovani, le scuole, con tutti i comuni della provincia, per riprendere questo processo di partecipazione che è fondamentale per l'avvio del progetto. La fondazione ancora però non è dotata di uomini e mezzi per gestire il lavoro. Ecco, su questo cosa ci anticipa? Sono stati fatti passi avanti, sono state fatte le prime attività per selezionare i consulenti, i consulenti, parlo del commercialista, del consulente del lavoro, per poter avviare il tutto. Ormai è questione di pochi giorni.